Il lago adesso, visto che si è fermato un po', sta scendendo. Sta andando giù un po' l'acqua. Comunque ne abbiamo abbastanza. E come dare torto a questa signora? È stata una domenica di paura ieri ad Alleghe, dove il lago, formatosi naturalmente quasi 2 secoli e mezzo fa a causa di una frana che ostruì il Cordevole, ha rischiato di esondare. Ecco, ieri il livello del lago si è spinto fino a lambire questa passerella ed è a quel punto che sono stati distribuiti i sacchi di sabbia, da quel punto che la popolazione è stata invitata a restare in allerta. A metà pomeriggio dall'unità di crisi della regione è stata diramata l'allerta e subito ad Alleghe la mobilitazione è stata generale. Allora, siamo davanti allo Sport Hotel Europa di Alleghe, vedete i sacchi che sono stati posizionati ieri sera quando è stata data l'allerta per il rischio di esondazione del lago. L'albergo, l'hotel è chiuso in questi giorni, ma parlando con Sergio Pra, con il titolare, abbiamo saputo che ieri c'è stato un grande lavoro per spostare il materiale che sta al piano terra qui in questa zona. L'acqua che si vede che si alzava, che io abito proprio vicino al lago, quindi. Quello le ha fatto paura? Perché dall'altra volta sì, c'è stato, ma comunque è andata bene. C'era più acqua che entrava rispetto a quella che poteva uscire allo sbarramento di Maserè e per fortuna quando la perturbazione violenta ha lasciato la vallata il livello del lago mano a mano è rientrato nella norma. Ieri è stata un'altra volta una giornata di quelle che ha fatto immaginare alle giornate dell'anno scorso. Ma sicuramente sì, a una certa ora, verso credo l'una, mezzogiorno e mezzo, c'è stato un vento caldo e forte, per cui molte persone io sicuramente si sono un po' agitate, però insomma è passata, che anche per questa volta è andata bene.